Con 22.000 donatori di sangue, la Fidas di Vicenza è al primo posto nel Veneto e la terza in Italia. Numeri importanti, dietro ai quali c'è un continuo lavoro di reclutamento e di squadra. Ora l'associazione celebra i suoi 60 anni e festeggerà con convegni e spettacoli e soprattutto con la sfilata del donatore il 19 maggio da Viale Roma verso Piazza dei Signori. Il numero delle donazioni sono circa 30.000 ogni anno e siamo in lieve calo per una serie di motivi dovuti più che altro anche alle restrizioni dei nuovi decreti attuativi che sicuramente hanno un po' bloccato alcuni tipi di donazione, ma questo va a favore del ricevente perché la qualità di chi riceve deve essere eccezionale. Da alcune settimane poi è disponibile un'app che si chiama Donatori Vicenza che permette di prenotare la donazione di sangue nei centri di raccolta di medicina trasfusionale di Vicenza ed è rivolta ai donatori iscritti alle associazioni della provincia. Noi abbiamo strutturato le associazioni in modo tale che le nuove leve abbiano tutti gli strumenti adatti per poter prenotarsi e per poter accedere al sito della Fidas Vicenza, non ultimo l'app che abbiamo proprio inaugurato 3 mesi fa. La Fidas punta anche su giovani e giovanissimi. Sono giovani che si stanno dando molto da fare, tra mille difficoltà perché poi sapete i giovani vanno quasi tutti all'estero per studio e per lavoro, però quelli che abbiamo sono persone molto impegnate e che ringrazio sempre perché sono da anni veramente impegnati. 60 anni fa fu un mecenate, il conte Tommaso di Valmarana, a far nascere l'associazione e pur tra molte difficoltà i vicentini restano ancora oggi molto generosi e altruisti.